Siamo in diretta, come detto, da Cortina per la presentazione del Grand Hotel Savoia Cup 2019. Siamo al Tennis Country Club Cortina, siamo con Alberto Padovan. Ciao Alberto. Ciao Luigi, buongiorno, ben trovato. Alberto, allora oggi tu sei qui, sei un partner, uno sponsor di questa manifestazione, oltre che con le tue selezioni di vini che già abbiamo avuto modo di conoscere in tantissime altre occasioni, sia qui a Cortina che a Venezia che in altri posti. Oggi tu presenti un vino nuovo, un'etichetta nuova, il tuo ultimo sforzo, diciamo. Sì, un'etichetta nuova per un vino dedicato alle barche a vela. Noi siamo sponsor anche di regate che interessano le barche d'epoca. L'anno scorso, assieme a Loris Platt, direttore dell'Animal Yacht Club, abbiamo pensato di creare un vino dedicato alle barche a vela, quindi un navigare diciamo un po' più rilassato della barca a motore. Infatti abbiamo creato questa etichetta che poi deriva da un disegno fatto da un nostro collaboratore con lo stesso vino, quindi le tonalità che voi vedete sull'etichetta sono quelle del vino, lasciato più ore nel bicchiere, dunque usandolo con diversi tempi si riesce a dare queste tonalità diverse. Il vino si chiama Brezza Marina perché navigando tranquillamente uno può anche sorseggiare questo vino, che è un vino come piace a me, con un grado alcolico corretto, questo a 12 gradi e mezzo, quindi non con un grado alcolico molto elevato che può dare dei problemi, ma un vino piacevole da bere, mentre così si viaggia, si naviga. In qualche modo, tra virgolette, tu qui hai raccolto tutte le tue esperienze, il tuo viaggio che si trasforma in una navigazione, che si alterna tra navigazione e viaggio, con questo tuo partner che già ha fatto diversi dipinti con questa tecnica e quindi è il massimo, diciamo, tra virgolette, no? Ma sì, con questo ragazzo, con Lorenzo Scifone si chiama, abbiamo collaborato insieme, che abbiamo fatto parecchi dipinti, che abbiamo anche così presentato e regalato a personaggi famosi proprio anche a Cortina. Così adesso lo sto interessando per crearmi tutte le nuove etichette, perché questo è un brand, come dicevo, che è mio personale, l'ho acquistato e da adesso in poi sarà presentato direttamente da me. Infatti una delle novità anche di oggi è proprio che il tuo viaggio, diciamo, si trasforma in un viaggio personale, una tua scoperta, perché tu sei sempre stato un esploratore del gusto e delle eccellenze, si trasforma in un tuo viaggio personale in quanto direttamente e personalmente by Alberto Padovan fare cantine diventerà, anzi lo è già, un tuo brand, un tuo marchio esclusivo. Sì, fare cantine è un marchio registrato a livello europeo, io l'ho acquistato direttamente e quindi adesso sarà presentato come un marchio di Alberto Padovan.